Oh, tu c'hai la faccia della felicità. Oh, che bello! Perché tu, allora, lei è Fortuna e... Di nome e di fatto. Sei piccola perché quanti anni hai? 15. E lei, 15. tu hai sempre cantato? Sì, no, da quando avevo 7 anni, diciamo, ho inciso il mio primo lavoro discografico. Sì. Comunque sono ben 7-8 anni che quindi canto. hai fatto sempre quello che volevi? Sì, Per questo ovviamente. c'hai sta faccia della salute e della felicità? Così dico. Così dicono. Bene, senti, partiamo subito. Sei piccola o grande? Allora, grande di cuore. Sì. Piccola di età, di statura e forse anche di mentalità. Come di mentalità? Fortuna, non ti rovinare qua, però. Che vuol dire di mentalità? No, vabbè, comunque ho 15 anni, i capricci ci sono sempre, tra l'altro. Ma sei fidanzata? Non me lo dire, no. Altrimenti non te lo voglio dire. Vorrei che papà... Ma non lo vuoi dire perché siamo in diretta o non lo vuoi dire per papà? No, cose private. Cose private. Bene. Allora, tu canti una canzone che si chiama Me piace e mo piglia? Sì, Mi piace e mo piglia. Che un po' di tempo fa è una canzone... sì, è uscita 2 anni fa. Ecco, perfetto. Allora, ammesso che lui proprio non ti voglia, cioè che proprio non si fa pigliare, tu per convincerlo dove vai? Vai a parlare con la mamma o vai a C'è posta per te? Ma devo dire la verità, nessuno dei due non mi ha accettato, basta, è finita. Non mi ha accettato. Sei orgogliosa. Sì, tantissimo, anzi. Non andresti da Maria De Filippi a C'è Ma posta da per te? nessuna parte. Ho capito. Ci devo credere? Credimi. Credici. Vuoi fare una prova? No, per l'amor di Dio. Allora, senti un po', ci sono le invasioni criminologhe. Io adesso ti faccio vedere un'attrice bravissima che si chiama Virginia Raffaele. È una cosa estratta da Quelli che il calcio, la trasmissione di Simona Ventura. Sì. E questa attrice bravissima imita l'Abruzzone, la criminologa Abruzzone. Guarda la clip. Le donne sono tutte cattive, tranne io e mamma. E gli uomini, tutti buoni, tranne uno. E non dico questo perché sono ancora innamorata. Non lo amo. Lo amo ancora? Sono tutta naturale. Ma dai, è tarata male, si capisce, no? Va. Franco Angelucci, ricorda. Tu rimarrai sempre un bellissimo uomo virile senza il quale non proverò più certe cose. Ma io resterò per sempre Roberta Bruzzone, che col magone sta in televisione. Basta. Allora, l'attrice si chiama Virginia Raffaele, come ti dicevo prima, Roberta Bruzzone ormai è quasi una showgirl. Allora, la criminologa è una delle nuove professioni, no? Pensati tu a 30 anni, come ti vedi? Veterinaria o allenatrice di pugilato? Penso più la seconda. Allenatrice di pugilato? Sì. Ti vuoi far male tu? Sì, io sono una che piace provare. Sì. E quindi E quindi l'allenatrice. Allenatrice, proviamo. Proviamo, perché no? Allora, adesso ti do 2 parole e tu mi dici quale di queste 2 parole ti somiglia di più. Voglio, armadio. Ma voglio. Voglio. Che vuoi? Ma più che altro la felicità della mia famiglia. Bene. La mia felicità. Sì. Voglio sempre cantare. Sì. Voglio arrivare a Sanremo. Sesama Quatt, poi? Basta, nient'altro dalla vita. Vuoi delle cosettine? Poco. Ci Poi vuole le cose arrivano man mano. Ci vuole San Gennaro, ci vuole un miracolo. Bene, allora siamo al momento delle facce. Questa è la tua telecamera. Io ti propongo delle situazioni e tu mi fai l'espressione, la faccia. Cristina D'Avena vuole fare un duetto con te. Che faccia fai? Guarda, io ci crederei, perché sei un po' simile a Cristina D'Avena, cioè... Tutti lo dicono, Ma ridete anche quando non c'è niente da ridere. Cioè, infatti, anche nei momenti meno opportuni. Anche ai funerali, secondo me, tu e Cristina D'Avena ridete. Senti un po', la tua migliore amica ascolta soltanto Laura Pausini. Che faccia fai? Sai qual è questa faccia?
sei una cretina, non capisci niente di musica. Questa è la No, faccia non che è hai vero, fatto. non è No, vero, anzi no. sono contenta perché non tutti ti possono ascoltare, c'è a chi piace e chi non piace, il fatto comunque è E soggettivo. nonostante lei sia la tua migliore amica, tu dici... A me non importa. E se te lo Ma dicesse... non cambia Scusami, nulla. non voglio sapere i fatti tuoi, ma se te lo dicesse il tuo futuro fidanzato, guarda amore, io sento solo la Pausini, proprio i tuoi dischi non ce la faccio a sentirli. Sono contenta. Sono contenta. Fortuna, sei minorenne, non ti posso dire No, delle cose, aspetta. però ecco, Per una parte, sì. vabbè, ci rimango male, perché vedi. comunque è il mio fidanzato. Però per un'altra parte sono contenta, perché nemmeno io riesco ad ascoltarmi, quindi sono più contenta. Anzi, quando diciamo una mia cugina... Aspetta, torniamo indietro, cosa hai detto? Neanche tu? io non riesco ad ascoltarmi, Ma questa cosa la potrebbe dire non anche... mi piace ascoltare la mia musica. Questa cosa la potrebbe dire anche Mina, veramente. Non mi piace riascoltarti. Sei sicura di avere 16 anni, 15 anni tu? Sei sicura? Sì, sicurissima. Senti, scopri il tuo fidanzato che si bacia con un'altra, tu ti affacci dal balcone e vedi che lui... Ah, questa ti fa innervosire. Cioè, è finito il sorriso, è sparito il sorriso. Quindi tu ti affacci dal balcone, vedi lui giù che si bacia con un'altra... La serie... non vorrei stare nei suoi panni. Siamo alla fine e le domande che ognuno deve farsi, dai fruttivendoli agli infermieri. Chi sei? Bene, sono una ragazza semplicissima, come tutte le altre. Sì. Tu sei sicura? Ah, sicurissima. Non mi sei sembrata così, insomma. No. Non è che c'hai 42 anni. No, guarda. No, c'è no. tempo. C'è tempo. Dove vai? Dove vado? Dove vado? No, dico, intendo dove vai, come grande pensiero. Come grande pensiero, il pensiero è sempre l'unico, credimi, è quello di arrivare a Sanremo. So che ci vuole tanta strada, però spero di un giorno magari di arrivarci. Ma tu lo sai con quanto tutte costa? le mie forze. Tu sai quanto costa con l'autostrada arrivare fino a Sanremo? Costa una cifra. Vabbè. Cioè non è meglio che te ne vai, che ne so, a Assisi, costa di meno, ci sta l'aria buona. Ci ripensi mai? Ma sì, certo. Bene, allora, hai fatto un disco? Sì, stiamo preparando il nuovo lavoro discografico, Sì. poi comunque vi terremo aggiornati Bene. man mano. Parli dei fratelli Marigliano? Hai una linea privata con i fratelli Marigliano? Ma sì, televisivamente Sì. sì, diciamo. Bene, sei molto simpatica, c'hai la faccia veramente della serenità. Grazie. Tutti Ti lo porterei dicono. a casa, ti metterei sul commodo, ride, sei meravigliosa. Cari ascoltatori, sentite, insomma, bisogna cantare della vita per essere così. Non finisce, continua, guardala com'è.